Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. A voi la linea. Grazie amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Questa è un'edizione praticamente bignami del garage dell'Alfista, perché purtroppo anche i grandi tenori ogni tanto prendono una stecca e ahimè oggi la stecca l'ha presa qualche computer che non è il mio, e purtroppo l'ha presa anche il cellulare del sottoscritto, quindi per fortuna benedetta sia la rete fissa e chi ha ancora il telefono fisso come me. Mi scuso con voi, mi scuso soprattutto con Alex Cereda che è qua al telefono con me, perché chiaramente... Buongiorno a te, perché chiaramente non possiamo, diciamo così, chiedere agli ospiti, per quanto amici e per quanto disponibili, e gliene siamo sempre grati, non possiamo certo stare ad aspettare i capricci dell'elettronica, però tutto sommato ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino a qui. Senti Alex, oggi apriamo un discorso che poi a Dio piacendo faremo con più calma sabato prossimo, i pezzi di ricambio. Avere un'Alfa e non trovare i pezzi di ricambio è un incubo, è il caso dell'Alfa 6 di cui parlavamo per esempio sabato scorso. È il caso di tutte le Alfa Romeo, è un problema che hanno tutti. Io ho vari collegamenti con appassionati, con amici o magari mi scrivono. Il problema è quasi sempre la richiesta di un particolare ricambio. Questo che accade, in realtà i ricambi esistono, non è che non ci stanno, però ovviamente eviterò di fare i nomi e comunque lungi da me indicare il dito verso qualcuno. C'è stato un accaparramento incredibile, uno svuotamento di autoricambi, di rivenditori, di ex officine a favore di quei 4-5, per modo di dire, gatti, che hanno svuotato praticamente quello che era accessibile a tutti. Cosa succede a questo punto? Quando i ricambi scarseggiano, il prezzo sale vertiginosamente. Quei pochi pezzi che si riesce a comprare, visto che si fa una valutazione da eBay, perché tanta gente dice io voglio per questo posacenere 200 euro perché ne ho visto un'inserzione a questa cifra. Quindi il valore non è più sull'oggetto, che capisco che è d'epoca, ma sul fatto che un altro prima di me abbia fatto un'inserzione più alta. Questo significa che si sta andando a prezzi totalmente assurdi, chiedendo cifre enormi. Vi faccio il caso di un posacenere perché è successo a me, tra l'altro malconcio, mi serviva per la mia Giulia, ti chiedono 200 euro, quando forse in un mercatino avresti dato 20 euro al massimo, 30, perché comunque era da riparare o anche meno. Purtroppo molti personaggi travestiti da appassionati, perché attenzione, io capisco il lucro se io compro uno stock di ricambi, però il guadagno ci deve essere, ci mancherebbe, ma non posso moltiplicarlo per 100 per 1000, attenzione, perché quello è il lucro, non chiamiamolo per nome. No, quello è rubare, altro che lucro. Non solo, si priva tanti appassionati di non riuscire a restaurare l'auto, perché magari tu hai 5 differenziali che hai ritirato gratis in uno sfascio e ne vuoi 2.500 euro cada uno da revisionare, e siccome quel poveraccio non sa dove andare, deve prenderlo da te. Quindi, amore per Alfa Romeo, attenzione, io vedo nei raduni, non faccio nomi, nei raduni in generale, c'è sempre un personaggio, 2, 3, che ti avvicinano, quindi si fingono, vengono con la macchina, si fingono appassionati, che poi alla fine ti propongono dal ricambio, se hai bisogno, se vuoi vendere la macchina c'è uno, mi dai la percentuale, una mera speculazione che purtroppo danneggia tutti. Vedi i restauri dell'Alfa 6, non si trovano ricambi, cioè non è che non si trovano, ci stanno, per un cruscotto ti chiedono mezzo costo 1.500 euro, se tu vuoi restaurare un'auto del genere le cifre si sanno elevate. Allora, quello che dobbiamo fare oggi, nonostante la brevità della trasmissione, e comunque non è il caso di scusarsi perché la tecnologia è quella, e quindi Antonino siamo nella stessa barca, può capitare che la tecnologia magari ci abbandoni, però abbiamo il record sulla traduzione più breve al mondo. Voglio dare una soluzione due soluzioni ai nostri ascoltatori, dove trovare i ricambi.
Quindi evitate questi signori che vanno al continuo rialzo e che giocano sul discorso perché in mezzo ci sarebbe da citare meccanici, finti appassionati, eccetera. Lasciamo perdere. La radio non è mia, altrimenti credimi farei nomi e cognomi, però perché lo so, ma noi vogliamo continuare ad andare in onda. Assolutamente, lungi da me fare una cosa del genere. Se farò un giorno radio Alex Cereda, probabilmente non sono le mie responsabilità. Continuiamo il discorso. Allora, ci sono due modi per poterli trovare. Io ho notato che uno, visitare i mercatini, questi delle auto, o anche i mercatini rionali, perché mi succede tipo Porta Portese, no? Ho incontrato un tizio che cercava delle borchie di una Jaguar e le ha trovate lì, c'è uno spazietto che... E questo abbiamo scambiato due chiacchiere, ma se non riuscivo a trovarle, passeggiando per Porta Portese ho visto questo che vendeva a Porta Portese la domenica queste borchie. Quindi visitate i mercatini, soprattutto quelle dedicate alle auto, se Porta Portese è stato un caso, non dico che a Porta Portese ci stanno i ricambi alle auto, assolutamente no, io almeno veramente li ho visti. Però anche nei mercatini rionali del proprio paese ci può essere quello che svuotando una cantina ha trovato del materiale che forse neanche sa che cos'è e che lo mette in vendita. Oppure delle fiere nei mercatini tipo quello di Capannelle eccetera, dove ci sono degli esercenti che, essendo lì al pubblico ludibrio, mantengono i prezzi un po' più normali, perché altrimenti non lavorano o comunque non coprono la giornata, che vi possono offrire dei ricambi a prezzi interessanti. Quindi visitate i mercatini, non più tanto eBay, che comunque è una grande vetrina, però i mercatini dove fisicamente ti vedi con il venditore, puoi contrattare il prezzo, puoi verificare esteticamente se il pezzo va bene oppure no, e bypassi tutta una linea di speculatori, perché bisogna chiamarli per nome, speculatori, che inseriscono guadagno e innalzano i prezzi. Oggi un motore, l'ultima volta che ho chiesto il costo di un motore di un Alfa, di un 1600, mi ha chiesto 6.000 euro. Ragazzi, 6.000 euro è una cifra da furto, da revisionare, cioè, lasci perdere, fai un'altra passione, ti iscrivi al club del Ciao, della Vespa, che è il più economico. Quindi andare in visita. Altra cosa che in un paio di occasioni mi è stata utile con altri marchi, lo scambio, ovvero ho questo pezzo, un radiatore di Alfa Romeo così, un cambio, una pompa a olio, cioè cerco in cambio quest'altro ricambio, quindi quel pezzo che ti serve, fa pure rima, cambio ricambio, proponendo uno scambio con uno differente in denaro se serve. In questo modo si evita la speculazione, magari se io ho due ricambi identici in garage, uno lo cedo e acquisto un altro ricambio che mi può essere utile per l'auto. Cioè evitare di fare un accumulo seriale inutile e utilizzare gli stessi ricambi come mezzo di scambio, come merce di scambio, in modo tale che l'appassionato, messo alle strette, a me è successo anche con altri materiali, dico vabbè, vuoi questo mio oggetto, cosa hai da propormi? E spesso siamo rimasti soddisfatti sia io che l'altro, comprando e evitando di comprare, scambiandoci dei ricambi preziosi che avrebbero avuto un costo elevato, e anche poi la bega che tu lo metti su internet, lo vogliono vedere, lo devi spedire, devi attendere che arrivino i soldi. Quindi il consiglio che darei, se posso, dalla mia piccola esperienza, è utilizzare questi due meccanismi proprio per evitare di entrare nel gioco degli speculatori. Certo, questa è la cosa più importante. Ecco, Alex, diciamo così, in questo momento, volendo fare una sorta di classifica, quali sono i 3 ricambi più introvabili che ci sono in giro? Tutti i ricambi della GTA senz'altro, più introvabili, non introvabili. Conosco gente che ha 3 motori completi, 4 motori o testate, e chiedono cifre assurde e aumentano sempre di più. Si arriva anche a chiedere 50.000 euro per un motore, che magari possibilmente l'ha trovato in un vecchio garage smesso e l'ha sistemato e lo vende. Tutti i ricambi delle Giulia, per esempio, cominciano a scarseggiare tantissimo, eppure ne hanno prodotte 1,5 milioni, 2 milioni e tantissimi ricambi. Stanno accumulati, io ho visto garage pieni fino al tetto
di ricambi Alfa Romeo ancora nella busta, quella trasparente bianca, trasparente rossa, quella scritta Alfa Romeo di tutti i tipi e tutte le maniere. Adesso ci sono ricambi, per esempio, necessità di ricambi anche per la 156, alla spezzatura 166. Nelle classiche, ovviamente, più è vecchia l'auto, vedi la vecchia Giulietta degli anni 60, non si trova più niente, anche dell'Alfa Sud. Niente meno. Casseggiare un po' tutto. Le auto prestigiose come un Alfa 6, stranamente, siccome hanno avuto un esploit improvviso e tutti vogliono un Alfa 6, hanno ripulito i vecchi magazzini, hanno ripulito vecchi autoricambi. Qui a Roma qualcuno ha fatto proprio incetta, è andato in tutti gli autoricambi della città, ha acquistato tutto quello che era possibile, ovviamente a un piatto di pasta o in cambio di 2 gatti e un cane, ripulendo tutto. Quindi adesso dire qual è il ricambio più raro, togliendo la GTA, tutti i ricambi, anche l'Arna, che comunque sì, non richiestissima, che comunque si fa difficoltà a trovare, per esempio la Mirati, della Giulia comincia a scarseggiare tutto. Qualche azienda inglese fa delle repliche non sempre precise, però comunque buone per poter andare avanti. Non c'è più il ricambio, quindi il mercato sta aumentando, chiedono anche 50 euro per 100 euro per una guarnizione che ti durerà poco, perché magari fabbricata 50 anni fa, 60 anni fa, è successo anche a me, farci solo una gara con dei paraoli che ho strapagato. E questo, e poi i ricambi dei motori. I motori, purtroppo l'alluminio, il tipo di alluminio che utilizza l'Alfa Romeo, dopo 50-60 anni ha una miriade di problemi, quindi sono motori che purtroppo durano poco o che l'alluminio ormai invecchiato tende a rompersi. Quindi i motori è la cosa principale, mentre gli altri ci si può un attimino adattare. I monoblocchi, ecco, i ricambi più rari, se proprio vogliamo individuare in un ricambio, sono i monoblocchi del motore. Niente di meno, a posto siamo. Diceva Gianluigi, il mio carissimo amico, che in Germania rifanno i monoblocchi dell'Alfa Romeo, esatti, precisi, identici, ovviamente con materiale nuovo e con una garanzia e con i prezzi ovviamente in linea di un'azienda che te lo fa ex novo. E beh, dopo tutto alla fine stiamo parlando di tedeschi, quindi ci auguriamo che siano precisi. La qualità. E questo tra l'altro dimostra i livelli di amore verso l'Alfa Romeo che c'è all'estero, anziché i settarismi che ci sono in Italia. Senti Alex, noi dobbiamo chiudere, ci ritroviamo il 19 di ottobre, però ti voglio ringraziare come sempre e voglio salutare tutti i nostri ascoltatori. Grazie a te come sempre. Grazie a tutti, un abbraccio, a presto.